Floriana Costa. Buonasera a tutti i presenti. Ovviamente mi presento come una giovanissima e credo che in quanto giovane preferisco parlare come tale e non come una persona che abbia chissà quanti anni. Si parla di cambiamento, si parla di rifondazione e credo che questi due termini siano la parola chiave di quello che oggi dovrebbe essere e mi auguro che sia la naturale evoluzione. Se si parla di cambiamento, credo che il cambiamento principale debba venire dalla classe dirigente. Una classe dirigente che si deve ricordare di capire che prima di chiudersi nelle stanze e parlare del sesso degli anci, che è praticamente inutile, deve capire che c'è una Sicilia che muore di fame. Ringrazio la persona precedente che ha detto che noi giovani parliamo col cuore. Il motivo per cui sono qui, senza autorità e senza nulla, è perché voglio parlare da siciliana, da persona che intende davvero che qualcosa cambi. Qualcosa significa una classe dirigente che si ricordi di parlare alle persone, si ricordi di scendere in piazza e si ricordi di creare un partito e non un partito di elite, un partito che è chiuso e bloccato a chi intende entrare, ma un partito che deve riconoscere se stesso in quello che sono le persone. Politica deriva da polis, città-stato, quindi vuol dire un impegno politico quotidiano nei confronti di quello che sono le persone che oggi gridano e ci implodono di cambiare perché sono stanchi e hanno bisogno di credere veramente. Io credo che un tempo erano i partiti a dare un'immagine alle persone che facevano politica. Io credo che oggi, in una crisi politica, sociale e di valori come oggi, credo che siano le persone a dare immagine, identità al partito. Quindi, se sono i politici, i militanti, questi nuovi figuranti che dovranno far parte della naturale evoluzione e quindi dell'MPA nuovamente, devono essere persone che davvero sono degne di essere chiamati politici e non devono essere impoltronati. Ci siamo stanchi di persone che parlano di destra, parlano di sinistra, persone che ancora oggi parlano di alleanze e non alleanze. La Sicilia ha una vita che è saccheggiata da tutti, a livello di voti, a livello di miniere. È stata una colonia. Io credo che da oggi la Sicilia si deve battere e deve lottare, come il presidente Lombardo ha detto la volta scorsa, bisogna scendere in piazza e lottare. Ma lottare per cosa? Per le persone che ci ascoltano, per le persone che hanno bisogno di continuare a mangiare, persone che non devono essere elite o di quale chissà classe dirigente, no. Persone normali, come i siciliani. I siciliani che per una vita, nonostante abbiano avuto il potere, hanno una storia dietro alle spalle, migliore di tutta un'Italia, hanno dovuto sopportare soprusi da parte di un'Italia del Nord o una Roma centrica. Ok, si parla di statuto speciale, vero? Deve essere attuato lo statuto perché abbiamo 43 articoli, assolutamente, ma nel momento in cui in questo periodo ancora Roma non ci permette di attuare lo statuto bisogna andare oltre. Che significa bisogna andare oltre? Che mentre Roma si deciderà un giorno a fare sì che la Sicilia abbia il suo potere, bisogna comunque scendere in piazza e fare i politici, andare a capire cosa la gente vuole e bisogna ritornare a capire quello che le persone sono, ossia persone, non solo dei votanti. Si parla di sinistra, si parla di destra. Nell'89, con la caduta del muro di Berlino, abbiamo finito di parlare di sinistra e destra. Soprattutto un movimento siciliano, territoriale, non può essere un movimento ideologico, ma deve essere un partito territoriale in cui si scende in piazza e si comincia a parlare a un popolo di cose concrete, non di parole fallaci e inutili che sono vane, di cose concrete. Perché nel momento in cui la Sicilia si rende conto che per esempio comincia a pagare il prezzo della benzina a un livello inferiore di quello che in realtà stiamo in questo momento pagando per 3 volte, è automatico che i siciliani si rendano conto che l'MPA è davvero il nostro successo, è davvero l'MPA è la nostra riscossione. Perché le persone si avvicinano non semplicemente implodendo e cercando di farli venire a un eventuale congresso, importante sì, hanno bisogno di vedere fatti, non parole. E i fatti sono dimostrazioni di uno statuto sì che deve essere attuato, ma che si comincia da domani. Siamo stanchi del poi si vede, poi vedremo. No, noi vogliamo l'oggi. Oggi siciliani, domani il meridione. Grazie.